some kind of way out of here. 500 partecipanti, 17 vincitori di categoria, 21 campioni, 10 veneti e 11 trentini. Sono i numeri degli Highlands Open 2013 di corsa orientamento. Il nostro evento annuale, l'Highlands Open, che facciamo tutti gli anni in altopiano di Asiago, e quest'anno valeva come campionato Veneto e Trentino long distance. È sempre un bel impegno a livello organizzativo, però la risposta degli atleti è stata molto positiva a livello sia tecnico, di terreni che di logistica. Abbiamo avuto pareri molto positivi, quindi insomma abbiamo avuto una buona soddisfazione, una grossa partecipazione perché siamo arrivati quasi a 500.000 di persone. Siamo contenti. Siamo una delle società maggiori in Italia, contiamo oltre 200 iscritti anche quest'anno come soci e cerchiamo di organizzare gare regionali e gare nazionali e siamo anche stati coinvolti per le gare mondiali che si svolgeranno l'anno prossimo 2014 qui sull'altopiano di Asiago. Il campionato lunga distanza dello sport dei boschi ha avuto come teatro naturale la già nota Val Giardini ai confini tra i comuni di Asiago e Gallio, una delle mappe per l'orienteering più tecniche dell'altopiano dei 7 comuni. Questo è un terreno molto bello, ho fatto i campionati italiani 2 anni fa, mi è piaciuto molto allora e anche oggi mi sono divertito parecchio, ho fatto un po' di errorini con le zone un po' piatte, tutti pieni di pressioni. Ieri non era facile interpretare in velocità bene il terreno, però è stata una bella gara molto divertente, ecco. Penso che lotterò per il titolo Veneto, ma penso che Emiliano andrà molto forte perché piace anche lui. Emiliano è il mio compagno di squadra. Non si è sbagliato l'esperto Daniele Pagliari, dato che la vittoria nella categoria assoluta è andata proprio ad Emiliano Corona, forte atleta trentino che gareggia però per il gruppo sportivo forestale di Valdobbiadene. Dietro a Corona, staccato di 1 minuto e mezzo dopo 8 km di gara e 27 lanterne, si è piazzato un altro primerotto, ospite fisso di zona punto, il 29enne Manuel Negrello. Bella gara, il cambio carta era interessante, io ho corso bene, ho fatto un grosso errore a metà del primo giro, quasi un stupido errore che mi ha fatto perdere 3-4 minuti penso. Però il resto della gara l'ho corsa a un ritmo buono, sono in un periodo di allenamento, quindi va bene così. In campo femminile vittoria e titolo trentino per Nicole Scalet, mentre il massimo titolo veneto è andato alla trevigiana Cristina Bezze dell'orienteering Tarzo. L'evento sull'altopiano di Asiago non si rivolgeva però solo alle massime categorie, ma agli appassionati di mappa e bussola di tutte le età. Ho fatto la V18 e sì dai, era abbastanza difficile. È andata abbastanza bene, ho sbagliato un po' però nell'orientamento è così. L'obiettivo era non sbagliare, ma ho sbagliato. È andata bene, ho sbagliato un po' i primi punti, però bene dai, sì, potevo fare un po' meglio. Come ormai tradizione, la gara di Asiago ha richiamato sull'altopiano tanti atleti da tutta Italia ed in particolare da Veneto e Trentino, che sempre più spesso collaborano per l'organizzazione dei campionati regionali. Tra le 500 bussole al via c'era anche quella del nuovo presidente della FISO Veneto, Walter Peraro, che da qualche mese ha preso le redini del comitato retto in precedenza da Mauro Gazzerro. Subito un commento con il presidente Walter Peraro, allora la gara di oggi. Allora il commento più bello è quello che ho fatto nell'82-83, quando dicevo abbiamo fatto un lungo giro e siamo tornati stanchi ma felici di aver vinto il bosco. Questo è il commento più bello, è stata una bella gara, molto divertente, tecnica. Allora chi non viene nei boschi perde veramente il gusto della vita o una delle cose belle della vita. Quando siamo nei boschi per mettere un po' i controlli, i punti per organizzare le gare, ci godiamo il bosco, i caprioli, le marmotte, e la forma turistica dell'orientamento secondo me
dovrebbe essere sviluppata di più. Andate nei boschi con una mappa e divertitevi indipendentemente dai sentieri, scoprirete cose meravigliose che non conoscete. Giù il sipario dunque sull'edizione numero 13 degli Highlands Open di corsa orientamento, ma l'appuntamento è già rinnovato per giugno 2014. Quest'anno l'abbiamo ridotto solo a una giornata, mentre l'anno prossimo saranno le classiche 2 giornate per ritornare alla tradizione, diciamo, e continuare con questa grande gara che ci fa conoscere un po' dappertutto. L'anno prossimo, dal nostro punto di vista, andiamo ad organizzare una gara nazionale, una Coppa Italia Middle Distance su un nuovo impianto, molto probabilmente sulle pendici del Monte Zebbio, e quindi quello sarà il nostro impegno. Sarà una gara premondiale, perché poi a luglio ci saranno i mondiali assoluti per la prima volta in Italia, e quindi sarà un po' un evento, ecco, in preparazione anche a questo grosso impegno proprio del movimento nazionale della federazione. E per chi avesse voglia di cimentarsi con mappa e bussola, non resta che consultare il calendario regionale sul sito fisoveneto.it, perché per l'orienteering non è mai troppo presto o troppo tardi. La scuola è il luogo dove cerchiamo di portare la cultura innanzitutto della cartografia, della lettura della bussola, questo sì, però l'orienteering si rivolge a tutti. Io ho cominciato a fare orientamento a 30 anni. E chi oggi è seduto in poltrona e sta guardando questo programma si alzi, si metta un paio di scarpe e venga a fare orienteering, perché si divertirà davvero. So let us start talking falsely now. The hour's getting later.